Eleonora, che succede? Chissà se sono pronte le nostre ragazze dietro le quinte. Guarda, io vedo Paola Rizzotti, la titolare dell'agenzia Modashow.it, dietro le quinte, tranquilla con Giulia Martini, che è la responsabile dei camerini. Se è tranquilla vuol dire che le ragazze sono pronte. Speriamo siano tranquille loro. Esatto, Però quello è più importante. visto che ti piace, presentale tu, io poi le presento quando arrivano a gruppi. Vai, comincia. E quindi chiamo la numero 1, Elisa.
6, Veronica.
adesso rivediamo Martina, la concorrente numero 10. Sara, concorrente numero 11.
Eccole qua le nostre 18 concorrenti, tutte insieme. Sai che succede adesso? Cosa succede adesso? Adesso stanno cominciando a raccogliere le cartelle giuria, si fanno i conteggi ovviamente. Allora noi facciamo una cosa che abbiamo già sperimentato in altre location e piace, visto che i genitori tutti vogliono fare le foto di gruppo a tutte le ragazze, adesso io e Leonora ci spostiamo un po' avanti sulla passerella e intanto raccontiamo delle cose da raccontare, ne abbiamo un amico che vorrei salirsi sul palco a salutarci. Intanto, come la maestria di Giulia, si posizioneranno le nostre ragazze, noi lasciamo il palco libero, si posizioneranno le nostre ragazze per fare foto di gruppo. Poi ovviamente io invito anche, se vuole Alessia, a fare una foto con tutte le concorrenti, il direttore ovviamente. Eccola qui, è arrivata! Eccolo qua! È arrivata! È arrivato il Non facciamo vedere che hanno gli occhi lunghi! Hanno gli occhi lunghi, vediamo un po'. Tu sei riuscito a leggerla? Sì. No, perché sai, questo è il problema poi, no? Alla fine, leggere. Allora, possiamo chiamare tutte le ragazze? Le chiamiamo tutte. Dai, Enrico Caron per premiare la sesta classifica. A questo punto, Eleonora, vuoi andare tu? Eh sì, la chiamiamo. La sesta classificata è la concorrente Annalisa Roverselli. Numero 15, Miss Derma Institute. Adesso io andrei a chiamare Roberto Germasso, altro giurato che premierà la quinta classificata, cioè venga qui lei con la fascia Miss Interflora della quinta classificata che va alla concorrente. Numero 5, Anna Boscari. A questo punto chiamiamo Patrizio Ribelli.
punto io chiamerei sul palco per le premiazioni Alex Enrico. Insieme al direttore. C'è Paola Ricotti con la corona di luna. Prendiamo anche i gioiellieri di luna, io vorrei con noi gioiellerie Endymioni. Buonasera a lei Paola, un commento. Giurati, se ne parlava prima eravamo distratti perché chiacchieravamo con i giurati, è stato molto difficile, però siamo solo all'inizio e complimenti a tutte le ragazze molto belle, brave, ma colgo l'occasione per ringraziare la direzione, ma in particolar modo tutto il vostro personale, perché sono stati veramente gentili, disponibili. Complimenti direttore, lei è veramente bravo, ma ha anche un bravissimo staff alle spalle. Grazie. Dino, sali sul palco un secondo a fare una foto a questo pubblico straordinario. Ricordiamo anche il gioiello Miluna, il gioiello Miluna tra l'altro, già perché la vincitrice oggi, grazie agli amici dei gioielli Endymioni, ha questa possibilità di questo bellissimo gioiello Miluna. Ovviamente in questa gioielleria potrete trovare tutto quello che è il vastissimo assortimento delle belle